Hanno raccontato di essere stati gettati in acqua non appena giunti in prossimità della spiaggia di Pisciotto, a Licata. In 18, tra cui 8 minori, ce l'hanno fatta a raggiungere l'Arenile, ma non è stato così per un uomo dall'apparente età di 25 anni. È morto presumibilmente annegato. È questo il bilancio dell'ennesimo sbarco finito in tragedia lungo le coste dell'Agrigentino. L'allarme è scattato nella notte quando i poliziotti, avvertiti da alcuni passanti, hanno soccorso le 18 persone appena giunte sulla spiaggia di Pisciotto. Avevano i vestiti bagnati, anche se non erano in cattive condizioni di salute. Stamattina una nuova telefonata in commissariato che segnalava la presenza di un cadavere sulla spiaggia. Si tratta di un nordafricano e secondo i poliziotti sarebbe uno del gruppo di migranti giunti nella notte a Licata. Secondo i primi rilievi sarebbe morto annegato dopo che gli scafisti li hanno abbandonati in acqua in prossimità della costa. È stata la corrente ad averlo spinto sull'Arenile. La spiaggia di Pisciotto è peraltro piuttosto vicina alla città e non è in una zona impervia. Si tratta del secondo sbarco nel giro di pochi giorni tra Palma e Licata. L'ultimo aveva visto una trentina di magrebini giungere a bordo di un peschereccio che si è arenato nella zona di Castellaccio. Indagini sono in corso da parte della polizia. L'allarme è altissimo anche perché le condizioni meteo del canale di Sicilia in questi giorni sono favorevoli e intanto è in programma per il 9 maggio prossimo la visita a Lampedusa di una delegazione dell'Unione Europea.